Ben ritrovati in diretta, staremo insieme fino alle 14:30, parleremo quest'oggi di rendimento su investimenti finanziari e immobiliari. Avremo l'occasione insieme di analizzare in qualche modo l'andamento attuale del mercato e quindi come funzionano gli investimenti, i vari prodotti a disposizione, insomma quali sono le migliori opportunità da cogliere se si vuole investire in finanza o appunto, come abbiamo detto, in immobili. Vi presento i miei ospiti. In studio con me è tornato a trovarci Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. Do il benvenuto anche ad Omar Grigolo, agente immobiliare. Ben trovato. Grazie. Allora, siamo arrivati alla nostra 10ª puntata insieme. Abbiamo fatto un bel percorso in cui abbiamo davvero raccontato cose a tratti complesse ma in maniera anche semplice, e io partirei in questa puntata facendo un po' un passo indietro, quindi vorrei che Schileo ci raccontasse in qualche modo che cosa fa il consulente patrimoniale, che abbiamo insomma imparato un po' a conoscere, ma qual è il suo ruolo e che percorso fa il consulente patrimoniale per arrivare a fare questa professione. Allora, prima di questo magari racconto anche il perché mi ha portato a fare il consulente finanziario, la vita, perché mi ha portato qui. Fondamentalmente il consulente finanziario gestisce investimenti, ok? Più che altro dal punto di vista relazionale con le persone, capisce quali sono le esigenze di una persona, quindi la ascolta, capisce di cosa ha bisogno, le sue necessità, e poi traduce in strumenti finanziari. Io perché ho deciso di fare questo? Fondamentalmente quando ero ragazzino, avevo 19 anni, avevo pochi risparmi, come penso tutti i 19enni del mondo, e quei pochi risparmi, investendoli, cercando rendimento, perché mi è sempre piaciuto l'ambito della finanza, parliamoci chiaro, io ho sempre voluto fare questo mestiere fin da quando sono nato, ho investito affidandomi a un professionista poco professionista, che di fatto mi ha fatto male finanziariamente parlando e ha più che dimezzato il mio già esiguo capitale, che all'epoca per me era un tesoro. Questo mi ha fatto un pochettino inalberare e ho deciso di non accettare questo torto subito e quindi di creare il mio sistema, cioè di non far subire ad altri quello che avevo subito io. Quindi mi sono impegnato ancora di più in un tema che mi piaceva e che mi appassionava, e dopo qualche anno ho superato l'esame in Banca d'Italia, insomma registrato in Consob, tutto il percorso normativo che bisogna fare per diventare professionisti, e ho cominciato a gestire i patrimoni dei privati, delle famiglie, prima delle persone, quelle attorno a me, e poi sempre di più e sempre di più. Oggi la struttura cuba numeri decisamente importanti, io sono molto fortunato per questo e ringrazio sempre tutti quelli che mi danno fiducia. E il mio lavoro è proprio quello di portare rendimento alle famiglie, proteggerli dai rischi, portare rendimento, far sì che le loro volontà vengano espresse nei numeri, dare proseguo alle famiglie, dare serenità poi nella pratica, quella vera. E questa è la parte che mi diverte un sacco, che mi piace. Mi dà soddisfazione vedere che le famiglie sono contente perché magari 2 spicci in più ce li hanno in tasca, perché magari possono dormire serene, perché se succede un qualsiasi problema sanno che il loro patrimonio è gestito correttamente. Nel tempo poi si sviluppa anche un certo rapporto. Io vedo che con le famiglie che seguo da 15 anni, ormai insomma parliamo molto poco di finanza, molto più di aspetti personali, mi chiamano per sapere come va, e poi gli aspetti economici, Mauro fai tu, dici cosa fare, insomma siamo diventati più amici che il consulente di famiglia funziona così di fatto. Certo, il focus, e lo abbiamo un po' raccontato nel corso di queste puntate insieme, è sempre cercare di dare serenità alle famiglie, no? Quindi certo. qui rientra anche il tema della successione ereditaria, tanti temi che abbiamo toccato, ma che appunto quando parliamo di risparmi, pochi o tanti delle famiglie, deve esserci una buona serenità per gestire il proprio patrimonio. Sì, perché di fatto il patrimonio, allora, le cose importanti nella vita non sono cose, quindi di fatto la famiglia fondamentalmente, la salute sono temi dove noi non possiamo incidere, e quelli, bene, ok, ma dopo la famiglia e la salute sappiamo che insomma il denaro è un aspetto importante nelle famiglie, nelle persone, gli imprenditori, i privati, cioè un po' tutti abbiamo a che fare con i soldi, da quando nasciamo a quando moriamo, e quindi è un tema dove a scuola onestamente il sistema scolastico italiano non prepara il mondo finanziario in modo adeguato, neanche a quello fiscale. Bisogna avere un pochettino di formazione a riguardo, e non sempre tutti hanno la necessità, la testa, la voglia, il tempo
quindi ci vuole una figura che ti aiuti in questo, anche dal punto di vista successorio. Normalmente le famiglie non sanno cosa succede se domani dovessi venire a mancare, a chi va il mio patrimonio, come viene distribuito, andrà a chi voglio io, non andrà a chi non voglio, in quale parte, posso ridurre la quota ereditaria a favore di qualcuno, a sfavore di qualcun altro. Sono tutti temi importanti. Come si fa a farlo? Cioè, non c'è formazione a riguardo, quindi chi sono le figure che possono supportare le famiglie in questi temi? Uno degli aspetti importanti sui quali io ho voluto formarmi in maniera molto approfondita per poter supportare le famiglie è esattamente questo. Quindi il patrimonio non sono solo soldi, sono immobili, quote societarie, auto, gioielli, soldi, tutta la parte patrimonio delle famiglie va gestita e questo poi insomma lascia rapporti più distesi agli eredi. Certo che poi in vita bisogna che gestirli. Certo, anche perché un altro tema di cui spesso abbiamo dibattuto è il saper essere lungimiranti. Spesso quello che abbiamo nella nostra testa non si realizza e non si concretizza, no? Le cose poi prendono una strada diversa da quella che ci immaginiamo e qui il tema della lungimiranza, quindi di sapersi preoccupare prima di quello che può succedere, accadere. Sì, sì, ricordiamoci sempre che purtroppo i morti non firmano, le cose le decidono i vivi, decidere per tempo, anche perché poi settare un patrimonio, cioè impostare un patrimonio familiare per le generazioni future non è un'operazione che si fa in 5 minuti, alle volte richiede proprio qualche mese, qualche anno, cioè la fase di costruzione del patrimonio richiede del tempo, la fase di gestione del patrimonio richiede del tempo. Se io voglio destinare qualcosa a qualcuno non basta scrivere 2 righe a volte bisogna fare qualcosa di un po' più importante. Ci sono situazioni molto semplici dove in 5 minuti si può fare tutto. Non è proprio sempre così. In quei casi avere la lungimiranza di prendere per tempo è decisamente quanto mai opportuno, anche se ho notato che le persone reagiscono di fronte ai problemi più che decidere in acque calme cosa fare, salvo che decidere in acque calme cosa fare del proprio patrimonio è la soluzione sempre migliore, sì. Costa molto meno, è molto più efficiente e magari rende anche qualche soldo in più. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Le faccio anche questa domanda, le persone conoscono questa figura professionale, quella del consulente patrimoniale, sanno che in determinati momenti, determinati casi c'è questa figura che davvero può dare una mano a gestire il patrimonio o comunque a districare delle situazioni? Il consulente O è ancora poco conosciuta? Certo, ma allora il consulente finanziario è una figura che ormai è conosciuta, gestisce gli investimenti, ok, e io sono un consulente finanziario, poi ho voluto il consulente patrimoniale perché? Perché fondamentalmente i soldi sono una fetta del patrimonio. Sapere che posso parlare di tutto il mio patrimonio con un professionista, questa è una figura che ancora secondo me deve prendere piede, ma che è molto ricercata ed è credo quello che i clienti, le famiglie vogliono quando parlano con un consulente finanziario che li aiuti a gestire un po' tutto il patrimonio. All'inizio, i primi anni, alcuni clienti mi chiamavano addirittura per sapere se fare o meno leasing per comprare l'auto. E io mi chiedevo, ma questo non è proprio il mio lavoro, anche se in realtà poi ho capito che ero io che sbagliavo, era esattamente il mio lavoro, io li devo suggerire un po' in tutti gli aspetti della vita, perché si dà per assunto che sia io il professionista in questione. E quindi l'impegno è stato importante nel cercare informazioni, studiare, continuare a formarsi lavorando, cosa che non ho mai smesso. Ancora oggi sto facendo corsi di specializzazione per approfondire alcuni temi, anche perché non si arriva mai nel mio lavoro. La normativa cambia, quello che oggi so. Faccio un esempio, nell'aspetto successorio sto seguendo una situazione di una famiglia, ad ottobre del 2022 è uscita una nuova legge che ha modificato un aspetto successorio e questo impatta su questa famiglia che sto seguendo a favore loro, quindi spenderanno qualche soldino in meno per gestire la propria eredità. Bene, bisogna continuamente stare aggiornati, è impegnativo, certo. Divertente anche. Agricolo, tra i beni insomma, che le famiglie hanno, sicuramente la casa è uno tra i più importanti.
Siamo abituati a immaginare il consulente immobiliare, l'agente immobiliare come colui che ci aiuta a vendere e ad acquistare casa. Non è così, nel senso non è solo questo, abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste puntate anche tantissimi altri aspetti e ruoli che l'agente immobiliare può gestire e aiutare a gestire le famiglie. Sì, assolutamente sì, ad oggi allo stesso modo appunto del dottor Schileo che ha dovuto ampliare le sue conoscenze diventando un punto di riferimento per le famiglie, allo stesso modo l'agente immobiliare e le agenzie immobiliari si sono fortunatamente evolute sempre di più per essere un punto di riferimento per tutto quello che concerne la parte degli immobili. Poi ci sono sempre alcune realtà che possono essere leggermente limitate, altre realtà come fortunatamente quella a cui io collaboro, proprio partecipo attivamente, è sempre in evoluzione, ascoltando tantissimo la cosa più importante, le persone, quindi i cittadini, capendo all'effettivo quali sono le loro volontà, quali sono le loro esigenze, andando a strutturare in maniera verticale e completa ogni procedura. Quindi ad oggi abbiamo capito che le persone vogliono liberarsi dei pensieri, liberarsi dei problemi, non averne e avere, diciamo, giustamente un po' il pacchettino completo. Ecco che bisogna sempre essere giustamente sempre in aggiornamento e bisogna sempre evolvere anche questo tipo di professione per dare l'ultima parte mancante. Infatti anche nel corso degli ultimi anni, grazie appunto al gruppo con cui faccio parte, è sempre in evoluzione, andando a creare sempre delle opportunità. Per quello anche in questo periodo, in queste puntate, dove comunque colgo l'occasione anche per ringraziare tutti quanti, siamo andati a dare numerose opportunità al fine appunto di poterle cogliere. Cosa più bella è stato proprio il reciproco, proprio da parte di telespettatori che ci hanno telefonato, che ci hanno chiesto, è stato un bellissimo confronto, abbiamo avuto dei risultati molto performanti, molto più alti delle aspettative. Qualche mese fa aver pensato di superare le centinaia di telefonate sinceramente poteva essere magari un desiderio, però abbiamo fortunatamente avuto la conferma che c'è un settore da far conoscere e una persona di fiducia dove evidentemente appunto appoggiarsi. Da parte nostra c'è un gruppo di professionisti che va a coinvolgere tutti quanti i rami che sono attorno alla parte immobiliare, quindi proprio nella parte della vendita del classico mobile usato, nella parte della nuova costruzione, nella parte delle ristrutturazioni, anche le case di lusso, gli affitti turistici, i mutui, che ad oggi sono un argomento che è molto frequente, dove i tassi di interesse stanno andando un po' alle stelle, dove le persone vogliono comunque cercare di trovare la propria abitazione e realizzare il proprio progetto. Quanto migliore è una persona che collabora con più istituti e poter dare delle soluzioni. Mi ha fatto molto piacere la settimana scorsa che una persona, tra l'altro appunto che ci ha telefonato grazie a queste puntate, è stato presentato un progetto, una soluzione che andava a far risparmiare nei 30 anni di mutuo all'effettivo 41.000 euro di interessi, che all'inizio erano una piccola baggianata, diciamo, di rata, cioè di differenza, però moltiplicata in tutti i mesi nei 30 anni fa la differenza. La somma è presto fatta, certo. Sì, ecco che è stato abbastanza matematico e facile il conto che un professionista anche sostenuto nel giro di poco, ma che fa risparmiare nel lungo termine 40.000 euro, è comunque un professionista che è anche un piacere andarlo a sostenere, quindi anche lì una forma di investimento, perché fatto tutto quanto a caso, il caso porta a una possibilità di far bene come tante possibilità di far male. E tanti istituti bancari giustamente hanno le loro regole, hanno i loro tassi di interesse, hanno i loro paletti e tante cose che giustamente devono proporre quelle al cliente. Avere la possibilità di avere un ventaglio molto grande e poter andare a scegliere, poi per la legge dei grandi numeri vengono date anche delle agevolazioni di prodotti in esclusiva, perché io faccio parte di un gruppo che ha oltre 70 filiali tra il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Sardegna. Ecco che il volume d'affari è molto importante. Più importante è, più possono essere le agevolazioni, è come comprare l'ingrosso all'effettivo. Queste agevolazioni che le diamo direttamente ai cittadini che sono qui di zona, cioè questa persona effettivo di Treviso ha avuto la possibilità di avere questa scelta, perché poi non è niente di imposizione, è una scelta, un'opportunità che viene data. Poi è la stessa persona che dice ok, la accolgo oppure la rifiuto.
se si trova bene con il proprio istituto e vuole andare avanti con quello, si alza le mani, cioè ecco, non c'è poi niente tra di... poco parleremo anche un po' di tutte le opportunità, visto insomma che ce n'è più di qualcuna, Sì. le metteremo in luce. Questo lo chiedo a entrambi, ce lo stavamo raccontando poco fa prima di entrare in trasmissione, insomma tramite appunto queste dirette che abbiamo fatto insieme avete avuto anche la possibilità di gestire e aiutare le persone a gestire anche situazioni particolarmente complicate, no? E quindi districare, risolvere delle situazioni un po' forse sgradevoli anche per le famiglie. Sì, diciamo che con quante più persone entriamo in contatto, quante più casistiche vediamo, tanta esperienza fortunatamente nel passato, perché anche da parte mia gli oltre 10 anni all'interno di questo settore, avendo anche iniziato molto giovane come dottor Schilea, l'effettivo porta a saper gestire delle situazioni appunto molto complicate. Cosa che all'inizio io avevo un professionista che mi appoggiavo, dove ho imparato, in un secondo momento quando sono riuscito a camminare con i miei piedi, giustamente ho potuto affrontare certe casistiche che ancora oggi dalle persone che ci hanno contattato, che hanno questa situazione un po' complicata, è stato piacevole dire, muovendoci su questi tipi di passi, su questi tipi di impronte già calcolate, si può uscirne, puoi realizzare il tuo progetto, puoi conquistare, diciamo, il tuo sogno che è sempre desiderato. La bella cosa è che all'inizio comunque hanno sempre avuto la possibilità di valutare, non è stato imposto niente anche in quel momento, ci hanno ragionato in famiglia, la parte bella, la disponibilità, non dico 24 ore al giorno, però insomma da liberi professionisti c'è la possibilità appunto di avere anche un contatto al di fuori delle classiche ore lavorative, non siamo un ufficio che alle 7 stacca, ma molto di più, ok? Proprio per essere comunque di supporto alle persone, di dare delle soluzioni, dare un appoggio, di dare un braccio destro che hanno bisogno e uscire da una situazione spiacevole. Perché nel momento in cui andiamo a migliorare la giornata di una persona, migliora la famiglia ed è bellissimo alla fine. Lo stesso, insomma, lo ha riscontrato lei, Schilea. So che il tema successorio in particolare l'ha tenuta particolarmente impegnata con le telefonate ricevute. 2 casi nello specifico mi sono rimasti in testa. Uno è un caso che tra l'altro di recente, questa settimana, si è chiuso, è in prossima chiusura positiva. È un'eredità in vita che stanno gestendo dei clienti, insomma situazione molto complicata a livello familiare. Una parte non era trattata in modo equo, insomma, c'era una situazione, una dinamica familiare molto complessa, è stata una trattativa complessa durata parecchio e oggi fondamentalmente siamo addirittura d'arrivo in positivo, esattamente centrando il 100% delle richieste del cliente che inizialmente sembravano inarrivabili, ma negoziando con la famiglia, con i parenti, insomma facendo tutto quello che c'era da fare siamo riusciti a dirimere la questione. E poi un altro caso di una famiglia, di un cliente insomma particolarmente martellato dalla banca con un portafogli negativo, oggettivamente aveva tutto quello che non aveva chiesto in portafogli, quindi situazione negativa, alti rischi, alti costi, bassi rendimenti. È stato facile migliorare la situazione, ma la cosa difficile è che aveva un rapporto molto stretto con la persona che lo gestiva, quindi lì era un aspetto più umano. Siamo riusciti insomma a gestire le cose in maniera intelligente. Oggi persona decisamente soddisfatta, è in positivo, guadagna, ha ridotto notevolmente i costi e soprattutto ha una persona di fiducia e di supporto con la quale ha un confronto neutro, voglio dire, positivo, si parla con toni tranquilli. Certo, una persona fisica poi con cui parlarsi a quattro occhi, sì. Certo. Grigolo, iniziamo un po' ad illustrare le opportunità che ci vuole insomma raccontare con l'aiuto anche delle immagini che ci spiegano ancora meglio queste opportunità. Prego. Parto un attimo dal perché ho portato oggi del materiale e all'effettivo, visto appunto questo grande percepito dai nostri telespettatori, mi sentivo quasi in debito, nel senso che avendo avuto numerosi contatti, numerose richieste in varie zone, tutto quanto, ho detto perché non dare, visto che oggi appunto è l'ultima puntata, un ultimo segnale positivo
una sorta di agevolazione da poter dare appunto ai nostri telespettatori, che solamente per chi ci chiama oggi vogliamo dare questo ulteriore contributo, e quindi un'agevolazione che io all'effettivo poi chiamo un guadagno, perché nel momento in cui si va a fare uno sconto, si va a fare comunque dare un'opportunità anche in più, si parla di guadagno. Un guadagno che poi può essere utilizzato nel viaggio, visto che siamo alle porte dell'estate, può essere utilizzato per l'auto, può essere utilizzato per il figlio, per tantissime cose. Quindi mi sono sentito un po', non dico in dovere, però di un bel pensiero appunto a fare per i nostri telespettatori, che per chi chiama appunto il nostro numero oggi c'è uno sconto con cui ho parlato direttamente con i vertici massimi da poter applicare qualora appunto ci sia un interessamento nelle opportunità che appunto andavo a parlare oggi. Affronteremo delle realtà con cui già in precedenza, nelle precedenti puntate, erano state già analizzate, ok? Sono sincero perché mi hanno sempre insegnato a essere così, e fortunatamente alcune persone hanno già colto l'occasione, ok? Come spiegavo nelle precedenti puntate, più si aspetta all'effettivo le condizioni cambiano. Ad oggi comunque le ripropongo perché l'effettivo anche qui guadagno è sostanziale, ok? Ho preparato un primo immobile sulla zona appunto della Riviera, nelle precisazioni appunto nella parte di Mira, Oriago, dove abbiamo un nuovo intervento che sta facendo fortunatamente scalpore. C'è una grande affluenza anche da parte dei cittadini, sia dello stesso paese di Mira, quanto anche tutto quanto il bacino di utenza limitrofe. E visto che non è già una persona che ha fatto, ma molte, vogliamo giustamente continuare appunto questo tipo di opportunità e di parlare proprio di questo nuovo progetto che fortunatamente sta dando ottime impressioni. Ecco, lo vediamo, ci aiuta Sì. anche un po' meglio a descrivere l'immagine che tra poco vedremo in onda. Prego. Sì, allora qui parliamo di una nuova costruzione, e quella che vediamo in questo momento è una palazzina all'effettivo appunto in 3 livelli, terra, primo e secondo. E di unità totali siamo indicativamente una quindicina di unità, caratterizzate tutte quante da giardini privati, ok? Non il classico fazzolettino dove non sappiamo magari come utilizzarli o meno, ma dei giardini che possono essere vivibili con il cagnolino, mettere magari un ombrellone esterno, fare l'aperitivo, mangiare fuori. Allo stesso modo i piani primi, dove hanno praticamente delle terrazze abitabili. Quindi ogni immobile ha le sue caratteristiche, oltre a una completezza tra il posto auto e il garage, fino ad arrivare praticamente ai vertici massimi, quindi all'ultimo piano, dove in questo caso sono stati progettati proprio 2 attici meravigliosi con terrazze che parlano praticamente da sole, perché tocchiamo i 200 metri quadri. Anche questa qui è una soluzione che avevo parlato nelle precedenti puntate, dove è stata già prenotata. Sono riuscito appunto per l'evento di oggi a far sbloccare il secondo attico, perché appunto ce n'erano solamente 2 a disposizione. Il primo è già stato prenotato, c'è il secondo ancora disponibile. In questo tipo di fase la bella opportunità, oltre allo sconto che comunicherò a chi ci chiama al numero che poi vedete, abbiamo una partecipazione positiva per effetto di una prenotazione in anticipo. Quindi quanto più all'effettivo andiamo a investire di tempo, quindi da una parte comunque è un aspettare, dall'altra abbiamo quanto più guadagno. Allo stesso modo appunto la persona che ha già prenotato la prima unità ha avuto una buona agevolazione. Ad oggi chi eventualmente sarà interessato appunto a questo tipo di unità avrà comunque una grandissima agevolazione, perché di fronte avremo comunque grande tempo da passare, dove per la maggior parte delle volte viene utilizzato anche per l'annihilazione dell'immobile precedente, perché chi magari arriva a toccare questo tipo di unità abbiamo un immobile da vendere, quindi il tempo non va sprecato, il tempo viene solamente investito per far sì di allenare l'immobile precedente per poi andare a prenotare quello futuro. Siamo sulla zona, abbiamo detto, di Mira. Oriago. Oriago di Mira, esatto, sì. Anche lì la zona è stata studiata, è stata identificata, perché uno dei cardini principali è che la zona deve essere quanto più perfetta possibile. Cosa voglio dire? Vicina ai servizi, ai mezzi di trasporto, alle scuole, al supermercato. Cioè, ad oggi le persone vogliono comodità, quindi fare un bellissimo intervento, una situazione bellissima che ha da andare comunque molto verde e un'ottima impressione nella zona, farlo con il massimo rispetto in mezzo ai campi può essere bello quanto vuoi, però all'effettivo non c'è una stessa partecipazione che ci può essere in centro del paese. Quindi è stato dato proprio una grandissima importanza per effetto della zona questo tipo di intervento. Ne vediamo un altro esempio?
Questo è un altro che mi è arrivato poi anche questo qui ieri, che l'ho voluto appositamente per questa puntata. Qui siamo alle porte tra Chirignago e Marghera, sempre vicino alle porte di Venezia, e è una nuova realtà dove anche qui contiamo una palazzina che è all'incirca di 15 unità, quindi sempre strutture molto contenute, in una bella zona anche molto tranquilla, a 2 secondi dei mezzi di trasporto, e anche qui abbiamo praticamente il padrone principale, sono delle terrazze che a me fanno solamente piacere guardarle e mi immagino all'interno proprio nella classica relax, perché quello che cercano le persone oggi è arrivare a fine giornata e staccare totalmente la spina e potersi rilassare. Niente di migliore potrebbe essere che la situazione in casa dove abbiamo i nostri affetti, le persone care, tutto quanto, e uno spazio che può essere anche all'aria aperta, che può essere il giardino o le terrazze come in questo caso, dove un grande tavolino, un barbecue, cioè può essere posizionato e vissuto probabilmente al 100%. Delle terrazze dove si può praticamente vivere? Praticamente sì, sono state progettate appositamente coperte, per effetto che giustamente anche il tempo di questo periodo ci dà conferma, al mattino c'è sole, al pomeriggio piove, poi l'umidità non si sa mai, se stiamo mangiando a pranzo piuttosto che alla sera, perché essere disturbati dalla pioggia e dall'umidità. Tutto quanto coperto, fuori piove, può essere solamente che un tocco di leggerezza o comunque di serenità vedere la pioggia finché si mangia. Comunque tante volte anche all'aperto in questi giorni si sta decisamente bene, quindi è un insieme di ragionamenti che hanno portato appunto a realizzare queste terrazze appunto che adesso vediamo, che sono ultra vivibili. Ah, questo è all'interno? No, questo è comunque sempre all'esterno, questo qui è un terrazzo. È il terrazzo di quelle palazzine che abbiamo appena visto. Esattamente. Sì. Come vediamo c'è il lettino solarium, c'è un divano, c'è tranquillamente appunto un tavolino che può essere anche messo uno più grande e quelli estendibili, da poter proprio stare all'esterno con la massima tranquillità e, non una cosa da poco, con una privacy invidiabile, perché ogni appartamento è studiato per avere privacy rispetto all'unità a fianco o quella sopra o quella sotto. Ad oggi fortunatamente anche i modi costruttivi sono arrivati a vertici molto importanti, quindi una delle particolarità che le persone vogliono è non sentire il vicino, cioè ok, se lo vedo va bene, se lo saluto, però sentirlo quando sono a casa sempre meno. Diciamo che oggi anche con lo smart working, che di fatto sì, è il lavoro da casa che in molti utilizzano, si cercano spazi abitativi diversi rispetto a prima. È cambiato un po' il modo di vivere la casa, perché di fatto il lavoro d'ufficio prima era soltanto in ufficio, oggi può anche essere svolto da casa, quindi la casa viene riconcepita in maniera un po' diversa. Certo, e ricordiamo insomma che l'acquisto di una casa è comunque sempre un investimento importante che le persone insomma vogliono fare. Fanno. Sì, infatti la bella cosa che da parte nostra viene ascoltato tutto ciò che ci viene detto dalle persone che cercano casa. Tante volte le persone cercano l'abitazione singola o porzione, la famosa casa bifamiliare, quindi esposti interlati per non aver contatti piuttosto che stare in tranquillità. E certo che tante volte appunto questi tipi di realtà possono essere anche difficili da arrivare, perché un'abitazione indipendente, una porzione di bifamiliare all'effettivo ha il suo onere per entrarci. E quindi il ragionamento è stato: perché non creare delle unità che possono dare lo stesso comfort acustico, anche di risparmio energetico e di privacy all'interno su un contesto condominiale che non deve essere di 200 unità su un unico blocco, perché comunque anche l'immagine, l'estetica, comunque proprio l'impressione visiva fa la sua parte. Perché non ricrearlo su un qualcosa di più contenuto a portata di tantissime persone? Infatti anche nell'ultimo progetto che è stato appena fatto vedere, la media degli appartamenti di nuova costruzione nella zona si aggirano sull'ordine di 220-230 mila euro. Un prodotto ad oggi prenotato può essere attorno ai 200 mila euro, cioè c'è un risparmio notevole che può far sì di una persona prenotarla oggi fino alla fine, quindi non verrà cambiato. È un accordo, è un contratto che viene stilato dove una persona appunto prenota e ha il comfort che ha desiderato, ha la privacy, ha la tranquillità, che ad oggi ci vuole anche la tranquillità tra stanza e stanza. C'ho mio figlio che vuole giocare sulla sua cameretta, io devo essere smart working, voglio essere tranquillo. C'è un isolamento tra stanza e stanza. Perché è stato fatto? Perché sentiamo che le persone vogliono questo tipo di comodità.
quindi non facciamo altro che accogliere l'esigenza e di produrla. È una cosa che vediamo che funziona. Certo. Altre opportunità, ci spostiamo dal veneziano, se non sbaglio, alla zona... Sempre io veneziano. Sempre nel veneziano? Assolutamente sì. Qui è una cosa speciale. È una cosa speciale dove è stato un insieme di studi di anni e anni, e una conquista anche, oserei dire, e proprio una soddisfazione da parte di tutti quanti quelli che ci hanno lavorato dietro, all'esterno. È stata una soddisfazione poter parlare e con alcuni clienti, con alcune persone che hanno già avuto modo di essere nostri clienti anche un po' in maniera anticipata, di questa realtà che sarà poi un'icona degli Jesolo sostanzialmente. Diciamo che qui stai anticipando il futuro. Qui si sta anticipando notevolmente il futuro ed è un'icona che sarà proprio le porte di Jesolo. Le porte di Jesolo saranno un domani caratterizzate da queste torri che saranno all'effettivo le torri più alte di Jesolo mai costruite, quindi sarà una cosa 99% anche irripetibile, e per queste motivazioni sono stati scelti numerosi dettagli che una persona deve e vuole vivere su una realtà così unica. È stato studiato veramente i minimi dettagli come vivere su un resort a 5 stelle, e a partire dalla parte dell'interrato dove una persona a fine giornata arriva a casa con la propria auto e mette la macchina all'interno del proprio garage e viene già accolto con la musica che fa da protagonista. Sale le scale nella hall, c'è un vetro di 9 metri di altezza dove anche lì la musica accompagna fino all'ascensore panoramico che porterà al proprio piano della propria abitazione, su una realtà che è alta, se non ricordo male, circa 85 metri, ascensore panoramico con vista tutta quanta a Jesolo, per entrare poi anche lì alle porte della propria abitazione, sempre accompagnati dalla propria musica di sottofondo. Entriamo, a quel punto la vista fa da padrona e la luminosità, perché l'edificio è stato realizzato appositamente in vetro per dare una vista che sarà effettivamente sensazionale. Una vista che poi dà solamente quello un senso di libertà, una comodità all'interno appunto del paese, e sono stati utilizzati appositamente anche dei colori esterni nella parte appunto delle vetrate e tutto quanto al contesto, il nero che fa da padrone, dove anche lì con dei ingegneri che sono anche internazionali si è andato a studiare tutto quanto l'efficientamento energetico, il caldo freddo e tutto quanto una serie di parametri che non sono stati lasciati a caso assolutamente, ma tutti quanti studiati per effetto di un coinvolgimento da parte delle persone. È stato già un successo ad oggi che ne stanno parlando tra io e i miei colleghi in limitata parte, perché è stata data comunque una prelazione a chi è già avuto modo di acquistare in precedenza, quindi essere anche identificato come cliente Fidelity, e è stato poi allargato, lì contiamo 2 torri per un totale di 144 unità. Come dicevo prima, non andiamo a parlare di cose dove una persona deve sentirsi la prima o con tanti punti di domanda. Abbiamo già superato la 100ª prenotazione su 144, quindi è un segnale che parla anche lì effettivamente da solo. La parte dell'esterno, i lettini, tutto quanto marchiato, la palestra nell'interrato, comunque anche lì data da una grande vetrata verso l'esterno. È un nuovo modo di vivere, dove le persone devono sentirsi a casa o comunque proprio in hotel, su un ambiente balneare, dove vogliono proprio vivere in un altro modo. Perché non costruirlo per poter darlo? Abbiamo ed è stato creato dal Presidente, quindi persona molto lungimirante che io ammiro tantissimo e ringrazio sempre di tutte quante le opportunità. E è stata fatta questo tipo di realtà, l'ha pensata, l'ha studiata, l'ha realizzata, è stata messa a disposizione, il mercato ha detto perché no, subito. Cioè, ci sono state, io ho visto di quelle situazioni molto belle dove ci si scontrava tra un appartamento e l'altro per poterlo prenotare. È una realtà che ha di base una fiducia, perché questo qui non è il primo intervento, cioè, prima di questo ce ne sono veramente decine, centinaia, se devo essere sincero, effettivamente anche migliaia, cioè hanno superato l'oltre migliaia di unità in costruzione, quindi non è una cosa a poco. Non oso chiedere il prezzo perché non è mai carino parlare di euro, ma le chiedo i tempi di realizzazione? Allora, i tempi di realizzazione in questo caso partiamo che ad oggi appunto siamo nel 2023, la tempistica di consegna per queste unità che sono all'effettivo
che saranno appunto in icona, come dicevo prima, arriviamo nel 2026 come data presunta di consegna. E c'è già questo interesse, questo fermento? Sì, esattamente. La bellissima cosa è che è stata appunto studiata, non è stato fatto niente a caso, ogni minimo dettaglio è stato studiato, è stato presentato alle persone e le persone hanno detto sì, è quello che noi stiamo cercando. Cioè è una conferma che è stata molto immediata, non è stata una persona, non sono state 10 persone, ma sono state oltre 100 su 144. La fortuna è che non è solamente l'unico intervento. Cioè, prima abbiamo parlato appunto della riviera nella zona di Oriago, ci sono opportunità a Spinea, a Treviso, tra un po' a Conegliano. Infatti queste qui sono le zone che oggi volevo comunicare ai nostri telespettatori, perché saranno le zone principali dove poter avere questo tipo di agevolazioni e poter farne parte. Ad oggi, con chi appunto avrà la data di oggi, con la chiamata, con il messaggino, avrà l'opportunità anche di portarsi a casa uno sconto, oppure meglio chiamato appunto come dicevo prima questo guadagno, da poter poi investire in altre cose. Cosa non da poco, scusatemi se continuo il ragionamento, sull'ultima parte di Jesolo che abbiamo appena visto è stata addirittura pensata di togliere qualsiasi tipo di pesantezza per quanto riguarda la parte dell'arredo. Cioè ad oggi questi immobili vengono consegnati totalmente arredati. Dalla cucina, dal divano, dalle sedie, dalla parte esterna, dalle tende, impianto elettrico, luce. Cioè una persona entra a casa, deve portare i vestiti o quel che vuole portare, porta l'asciugamano se vuole stendersi e ha finito lì. Cioè uno dei grandi pensieri che sono stati affrontati nel corso degli anni, ci ha fatto esperienza e abbiamo voluto togliere, è stato ok, io prendo questo bellissimo appartamento nel cuore di Jesolo, lo prendo con queste bellissime vetrate, voglio portare i miei amici, lo compro oggi, dopo 3 anni magari quell'aspetto, devo arredarlo, devo andare dal mobiliere, devo andare dall'elettricista, devo fare tantissime cose che ad oggi il tempo è sempre tiranno e arredare una seconda casa avendocela già tante volte può essere complicato. Quindi chi fa questo investimento sa che ha il pacchetto completo? Il pacchetto completo, cioè all'interno del prezzo, dopo giustamente vengono spiegate tutte quante le cose, per chi è interessato è già totalmente arredato, cioè uno porta il vestito e può stare lì, dormire la notte, la cucina funzionante, la luce, la lampadina, cioè tutto quanto completo. Di pacchetto, ci sono dei vari pacchetti e in base giustamente, è come con le auto, all'effettivo si può scegliere il pacchetto interno, non ci sono migliaia ovviamente, ma ce ne sono limitati, comunque con ottima scelta, con ottima qualità, perché anche lì la qualità è la base di un grande successo. È stato voluto dare questo tipo di contributo perché l'obiettivo è togliere i pensieri e andare ad ascoltare il mercato. Il mercato ci dice non voglio pensieri, non diamo pensieri, cioè questo qui. Le persone vogliono la semplificazione massima, no? Sì, da che mondo è mondo, le persone non vogliono complicarsi la vita, vogliono semplificarla. Uno degli aspetti intelligenti della proposta pacchetto completo con tutti gli arredi, secondo me, guarda molto al futuro. Oggi in altre parti del mondo si utilizza questo concetto, in Italia non ancora, ma diciamo da adesso sì, questo è un po' il punto. Diciamo che ora come ora, secondo me, ci sono anche delle grandi opportunità anche dal punto di vista economico, perché per notare in questa fase progetti come quelli che propone il dottor Grigolo ora offre vantaggi economici notevoli che da qui al 2026 certamente sfumeranno. Quindi opportunità da cogliere a stretto giro. Forse abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono Paola da Padova. Buongiorno Paola, prego. Buongiorno, allora la prima domanda, vedendo tutto questo novello cemento, mi viene: ma nel Veneto non c'è la legge di consumo di suolo zero? Questa è la prima cosa, come ce la sbrighiamo con questo consumo di suolo zero? Secondo luogo, io sicuramente non sono abitazioni che a me possono piacere, pur riconoscendo da quello che stanno dicendo che sono ottimali come comfort, eccetera, eccetera. Però io mi sto chiedendo, queste nuove costruzioni che a mio giudizio personale non piacciono, però è il mio, non sto dicendo che non sono belle, dubito però che dei turisti vengano a vedere in Italia le nostre nuove costruzioni. Però quello che mi sto chiedendo, e volevo porre anche alla vostra attenzione, magari state dando
abbastanza spazio, quello che può essere il comfort, eccetera, eccetera, però come situazioni ambientali, quello che vedo di costruzioni nuove sono assolutamente, sì, è vero, una terrazza di 200 metri quadrati, ma che cosa ho? Avete prodotto un'area magari vicino a Marghera, che non è il massimo. Cioè, quello che vorrei dire e chiedervi, che dovreste, a mio modo di vedere, prestare attenzione sì all'abitazione, ma anche e soprattutto al contesto, ok, i servizi, però i servizi principali sono quelli della salute. Certo, l'abbiamo raccontato, Paola, mi scusi se la interrompo, ma abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Abbiamo raccontato chiaramente. Lei ha posto delle questioni importanti, abbiamo raccontato, forse non ci ha seguito dall'inizio, che sono tutte costruzioni che seguono dei parametri sì, fondamentali, anche perché spesso abbiamo parlato di requisiti ambientali e di immobili sì. green, no? Sì, 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 diciamo di base è un efficientamento energetico e comunque un restare dei parametri che sono di massimo rispetto, cioè non possiamo assolutamente andare oltre, non possiamo fare cose che non possono essere fatte, cioè ogni cosa giustamente viene data il giusto equilibrio. Adesso ovviamente parlare del parco che viene fatto a fianco non mi sembrava magari opportuno parlare del parco, del verde, dell'area giochi che viene comunque dato su delle grandi realizzazioni. In questa realtà che ho fatto vedere la prima appunto vicino a Marghera, come appunto diceva la signora Paola, c'è un grande parco giochi e comunque il contesto principale è dettato dal verde che oggi comunque crea ossigeno, dà una bellezza anche del contesto. Certo che poi il fatto del terrazzo è stato comunque studiato per effetto che restare fuori al giardino piuttosto che vivere, se uno vuole vivere su quella zona, è stato dato un plus in più, avere un terrazzo che possa essere usufruibile in certi modi che in altre realtà non possono essere date. Che io abiti all'interno di un'abitazione con un terrazzo da 1 metro, una terrazza da 100 metri, non c'è magari particolare differenza. Certo che poi giustamente sono scelte e ha perfettamente ragione di fare le proprie considerazioni, o piacere, non piacere, cioè, ovviamente come tutte quante le cose non piacciono a tutti e fortunatamente vediamo che non è che piacciono a nessuno. Certo, Quindi, però spesso questi edifici possono diventare anche un'attrazione per i turisti, io credo. Sì, io in qualche aggiungo modo un pezzettino per rispondere sempre alla signora Paola. Prego. Oggi uno degli aspetti maggiormente inquinanti in Italia, oltre alle auto e alle fabbriche, sono esattamente i condomini datati. Quindi non essere aperti al nuovo che avanza e che è con un grado di efficienza dal punto di vista dell'inquinamento appunto elevato. In realtà questo tipo di costruzioni efficientano, il dottor Grigolo non può efficientare le case degli italiani tutte insieme, però può fare costruzioni nuove decisamente ad alta efficienza. Questo anche per rispondere proprio al tema ambientale. Poi sull'impatto estetico, voglio dire, secondo me, per fortuna il mondo è bello perché è vario e le costruzioni che abbiamo visto sono tutte diverse, quindi piace o non piace, questo è un altro paio di maniche, lo capisco, ci sta. Certo, e poi dobbiamo aggiungere insomma che comunque appunto si tratta di nuove costruzioni con dei parametri, lo ripetiamo nuovamente. Sì. Cioè, i parametri comunali, provinciali, tutto quanto quello che gira attorno alla salute è la prima cosa che viene sia analizzata, ma altrimenti neanche lo approverebbero. Anche ovviamente. Perché abbiamo una normativa europea che ci impone entro il 2030 insomma, di efficientare gli edifici e quindi nuove costruzioni sicuramente sono più efficienti dal punto di vista energetico di una vecchia costruzione. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, torniamo tra poco, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio, ripartiamo da un altro tema. Nelle puntate precedenti ci siamo sempre lasciati, insomma, invitando le persone che avessero desiderio di mettersi in gioco e di lavorare con voi a contattarvi. Cosa devono... Intanto vi chiedo se siete ancora alla ricerca di collaboratori e che cosa devono fare le persone per potersi avvicinare ai vostri mondi che ci avete raccontato. Provo a rispondere io. Allora, sì, assolutamente siamo ancora alla ricerca di collaboratori capaci, volenterosi. Punto 1. Punto 2, cosa bisogna fare per lavorare con me nello specifico? Poi magari puoi rispondere tu. Punto 1, decidere di smettere di subire le banche. Primo step. Secondo step, chiamarmi, dopodiché imposteremo un appuntamento durante il quale faremo un'analisi della situazione. Questo è quello che serve per lavorare con me.
Da lì capiremo tutto quello che non va, come migliorarlo, quello che va, se si può efficientare, come ridurre i costi, come guadagnare di più, come mettere in sicurezza. E poi tutte le derivazioni pratiche di questo, che spiegherò man mano alle persone che avranno piacere di informarsi. Ma l'incipit, la fonte di tutta questa situazione è decidere di smettere di subire le banche, perché se le persone... Che molte persone stanno pensando a Il casa. mio è un mercato particolarmente passivo, nel senso che le famiglie spesso e volentieri non sono soddisfatte della situazione attuale, non sono felici del rapporto con la banca. Io non sento toni positivi quando si parla del proprio consulente, della propria banca, quasi mai. E quindi dico, ma perché continui a lavorare con queste persone? Spesso e volentieri perché manca un'alternativa. Uno. Due, spesso e volentieri perché è noioso, diciamocela tutta, il sabato sera magari la gente non esce parlando di che cosa fa la tua banca, come si comporta il tuo consulente, la gente preferisce parlare di altro, quindi è un mercato passivo. Io vorrei sollecitare questo mercato passivo e dire alzate il telefono, smettetela di subire il mercato attuale, basta poco. Poi per tutta la parte pratica è molto facile da fare, ci penso io, ci pensa il mio staff, quindi l'unica cosa è decidere di smettere di subire questo mercato e cominciare a dire il mio patrimonio, i miei risparmi, le mie fatiche possono avere un valore aggiunto maggiore, posso smettere di perdere denaro e cominciare a guadagnare veramente, difendermi, avere quello che chiedo alla banca, avere un interlocutore che mi dice le cose e che poi siano quelle veramente. Volete questo? Basta alzare il telefono. E altra cosa, credo che la domanda più ricorrente che vi pongano le persone sia su che cosa investo e quanto posso guadagnare in un anno. Ok, sì, spesso e volentieri ci mettono anche un numero a fianco, non posso guadagnare il 5%, l'8%, il 10%, la risposta è sì, sì, subordinato a, intanto valutiamo anche i rischi, al tempo di impiego di queste masse, ci sono diverse strategie per portare performance nei portafogli. Performance significa rendimento, soldi in tasca. Ovviamente bisogna valutare caso, tasca, persona, disponibilità, necessità, eccetera. Però il concetto è, certo che si può, è esattamente il mio lavoro, io faccio questo. Su che cosa puntare oggi? Dipende, questa è una domandona. Per chi? Per il ragazzo di 20 anni, per la signora Paola che ci ha chiamato poco fa, per il signor Mario Rossi che sta dall'altra parte dello schermo? Non lo so, dipende su che cosa puntare. In questo momento, faccio un esempio, sento moltissimo parlare dei BTP, valore, è un'alternativa valida. Non è detto che lo sia per tutti, può essere un'alternativa valida, bisogna valutarlo. Quindi questo è il fare il venditore di prodotti, che io non faccio, oppure dare consulenza, perché prima di vendere un prodotto devo capire se va bene per quella persona. Il medico, prima di dare una cura ad un paziente, lo deve visitare, quindi quella pastiglia è buona, certo, dipende se va bene per quel paziente, altrimenti al posto di curarlo lo ammazzo. Quindi è esattamente questo il tema di cui parlo. Non lo so se il BTP in questo caso sia ok per la persona che ho davanti, devo valutare la situazione. Certo che ci sono parecchie opportunità in questo momento. Ora, non voglio fare una lezione di finanza, ma sicuramente se ci sono portafogli che non stanno generando le performance volute, siamo perfettamente in grado di portare a reddito quelle masse. Ecco, tornando sui BTP, 2 settimane fa ne avevamo parlato proprio in questo spazio e avevamo messo in luce l'andamento positivo, insomma, dei BTP. Ad oggi è altrettanto positivo l'andamento? Risponderò così in maniera molto diretta. Chi mi avesse ascoltato 2 settimane fa e avesse seguito il mio consiglio di investire in un certo titolo, oggi avrebbe guadagnato già il 3% netto circa, un 3,5 abbondante, poi insomma lordo, quindi tolgo tasse, tolgo costi, tolgo tutto, circa un 3% netto in tasca negli ultimi 15 giorni. Questo è quello che è successo. L'avete guadagnato? No. Cambiate consulente, questo posso dire. 2 domande da casa per ciascuno di voi che sono arrivate attraverso i social, proprio perché il tema successorio ne abbiamo parlato spesso ed aveva suscitato grande interesse. Ci chiedono se è possibile estromettere un erede al 100%. Sto seguendo un caso simile. Allora, sono dei casi sempre particolarmente spiacevoli di solito. Esiste la possibilità di ridurre
il valore dell'eredità che rimarrà a quell'erede, però scalzare un erede, se è un erede legittimo, non si può fare. Certo che magari del mio 100 posso lasciare una parte decisamente inferiore e quindi andare a ridurre la dispersione di patrimonio, se non voglio che vada a quell'erede. Quindi bisogna capire la situazione familiare, però sicuramente questa è una di quelle situazioni da valutare con molta attenzione, anche perché incappare in lesione della quota di legittima e quindi impugnare testamenti o piuttosto che ricorsi, cause eccetera, in queste situazioni è molto facile, bisogna fare molta attenzione, qui l'aiuto di un professionista è assolutamente necessario, quindi non si può ridurre al 100%, ma chiaro, il concetto portarlo alla minima parte. È ecco. chiaro. La regia ci ha anticipato una slide perché dobbiamo fare una spiegazione, ecco, su questo, e forse anticipa anche un po' la domanda che ci è arrivata da casa. Quindi devo prenotare una nuova abitazione ma ancora ho la precedente intestata. È un passo più lungo della gamba? Che mosse giuste sono quelle da fare? Allora, giustamente bisogna fare una prima distinzione se l'immobile che si vuole andare ad acquisire sia una nuova costruzione o un usato. Qual è la differenza principale? Che per la maggior parte delle volte l'immobile usato è abitato da un'altra persona, la nuova costruzione che abbiamo visto prima ci può essere un bel tempo fortunatamente da sfruttare per andare poi ad acquistarlo. Ecco che dipende appunto, infatti io avevo già dato anche in precedenza ad Alice appunto questa slide dove da professionisti di zona, dove ogni filiale segue una zona ben precisa e sappiamo, non dico tutto quanto al 100%, ma forse al 99%, giusto per dirci, conosciamo tutto e possiamo stimare l'abitazione delle persone in massimo 48 ore. In 48 ore andiamo a dire qual è il capitale ad oggi dell'abitazione che la persona ha in possesso per andare a strutturare il passo successivo. Dopo, l'abitazione è usata, è abitata da un'altra persona e deve essere lasciata entro 3 mesi. Stare un attimino attento nel fare il passo successivo, quindi vendere una casa in 3 mesi può essere molto complicato, non c'è una assoluta certezza che può essere fatto, quindi aspetterei un attimo. Differente magari da un'abitazione magari in costruzione, come magari si parlava prima, o i 3 anni o i 2 anni, i 10 mesi possono essere tranquillamente assorbiti nel stimare l'abitazione, prenotare la nuova, ok? Quindi fare tutto quanto con massima serenità e sicurezza, perché non abbiamo la sfera magica, però per la maggior parte ci azzecchiamo dentro un range che permette di fare tutto quanto il passaggio. Quindi sì, si può andare a prenotare l'abitazione nuova prima di aver trovato un acquirente per la precedente e si va a fare praticamente la doppia operazione in massima sicurezza. Noi siamo capaci di farlo. Dunque, il tempo a nostra disposizione è finito. Schileo, come concludiamo questa puntata? Un ultimo messaggio che vogliamo dare? Ringrazio tutti quelli che hanno seguito le puntate fino ad ora e ci hanno dato fiducia, tutti quelli che ci hanno chiamato, tutti quelli che ci chiameranno, e rinnovo l'invito a voler migliorare la propria situazione e acquisire maggiore serenità nella propria vita. Siamo in grado di aiutarvi, quindi certamente noi ci siamo. Ecco, lo stesso invito credo sia assolutamente sì. il medesimo. Siamo qui per realizzare i progetti delle famiglie, che siano grandi persone, che siano di media età o che siano comunque molto giovani, perché le opportunità ci sono, basta cogliere nel momento giusto con le giuste persone. Quindi siamo qui davvero oggi per far realizzare i progetti, i sogni delle persone. Siamo qui a disposizione. Grazie a Mauro Schileo e a Omar Grigolo, grazie davvero, speriamo di ritrovarci, insomma, perché abbiamo tanti altri temi e situazioni da analizzare in futuro. Grazie a voi di averci seguito da casa, io vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.